A chi appartengono le due impronte digitali isolate dagli esperti della scientifica dei carabinieri nel covo di via Stati Uniti a Favara, all'interno del quale il 23 ottobre del 2010 è stato catturato il capo mafia Gerlandino Messina? Chi ha frequentato l'abitazione del boss? Chi sono i suoi presunti favoreggiatori e fiancheggiatori? Interrogativi ai quali gli inquirenti dell'Arma da oltre un anno stanno cercando di dare risposte. Ed è quanto è venuto a dire il maggiore dei carabinieri Aldo Mattei, sentito dai giudici del Tribunale di Agrigento, presidente Ottavio Mosti, al processo con imputato Gerlandino Messina, chiamato a rispondere dei reati di porto e detenzione legale di armi e munizioni, ossia delle armi trovate al momento della cattura nel suo covo di Favara. Gerlandino Messina si è presentato in videoconferenza da una sala del supercarcere di Tolmezzo, dove si trova recluso. Vestito con giacca blu, maglione grigio e jeans, Messina ha accolto la richiesta di far svolgere l'udienza stante lo sciopero degli avvocati proposta dal suo legale di fiducia Salvatore Pennicca. L'ufficiale dei carabinieri ha detto che sino ad oggi sono state isolate 6 impronte digitali, 4 delle quali appartengono a Gerlandino Messina e al suo vivandiere Calogero Bellavia, sconosciute agli archivi di altre 2 impronte, per risalire alle quali occorrerà, ha aggiunto il militare, compararle con eventuali sospettati per avere le risposte. Oltre alle impronte digitali, nell'abitazione sono state scoperte anche alcune tracce organiche. Le abbiamo isolate e messe in archivio, anche in questo caso non sappiamo a chi appartengono, ha concluso il maggiore Mattei. Nel corso della stessa udienza è stato sentito il tenente De Clesis del Ross, che ha ricostruito le fasi della cattura di Gerlandino Messina, sottolineando come il boss praticamente gli sia stato consegnato dal maggiore Leotte e dai colleghi del gruppo di investigazione speciale. Alcuni uomini del GIS che fecero irruzione con le bombe accecanti nel covo di Favara deporranno alla prossima udienza fissata per il 15 dicembre.